Bene, trovo un modo per accedere alle rovine. A quanto pare ci siamo fatti un bel salto da questo bel precipizio. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Allora, dobbiamo accedere alle rovine. Stiamo attenti che qua potrebbe brulicare di ostaggi, anzi di soldatini. Qua c'è probabilmente un bel allarme, o forse solo un piccolo faro. Attenzione, vediamo cosa c'è qui intorno. Già c'è la prima guardia là sopra. Stiamo attenti ragazzi, vediamo di colpirla in maniera molto rapida. Vediamo di selezionare tramite la nostra bella macchina fotografica tutti i maledetti che ritroviamo qui intorno, se ci sono nemici. E oddio, è pieno ragazzi. Dannazione, non so davvero cosa fare. Forse un'idea potrebbe essere quella di eliminare il nostro bell'amico qua sopra. Proviamoci, carichiamo la nostra bella freccia. Pronti? Fuoco! Perfetto! Abbiamo attirato probabilmente l'attenzione di tutti. Vediamo un po'. Meno male che li abbiamo fotografati. Vieni qua amico mio. Teniamoci sempre l'arco stretto. Facciamolo avanzare. Vieni amico mio, vieni. Ti aspetta una bella freccia in testa. No, 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 no. Ottimo. Ho sbagliato, dannazione. Abbiamo ancora 3 frecce. Arriva il pazzo. Il pazzo. Vieni, dove vuoi andare amico mio? No. No, no, via, via. Ai. Maledetto. Crepa. Oddio. Basta, basta. Ottimo. Ho sbagliato qualcosa, però ce la stiamo cavando abbastanza bene. Abbiamo solo una freccia, 3 bersagli davanti a noi. Pronti? Dannazione. Eccolo che arriva. No. Dannazione. Fuoco. Passiamo alle armi pesanti. Ah, perfetto. Vediamo di raccogliere tutte le frecce che ci sono qui intorno. Dove vuoi andare tu, amico mio? Ho sbagliato un paio di colpi, ragazzi. Dannazione. Avrei potuto agire in completa furtività, invece mi sono perso per strada. Vediamo di raccogliere tutte le frecce che c'erano qui intorno. Saliamo soprattutto al piano superiore. Bene, qua ci deve essere anche il nostro caro ragazzone. Ottimo, vediamo di procedere. Che cos'è questo oggetto qui davanti a noi? Interagiamo. Esplosivo? Vediamo. Eeeh! Vecchio modo per scavare le gallerie, ovvero la bella dinamite. Ok, andiamo dritto. Attenzione che qua c'è molto fumo. Perfetto, c'è qualcosa di importante qui intorno, abbiamo preso tutto. E l'M60 addirittura c'era qui. Lo potevano uccidere per farci fuori immediatamente, peccato. Voglio sentire solo come spara, vediamo un po'. È proprio un bel mitraglione pesante. Ok, vediamo di procedere dritto. Calma. Oh, Ah, qua c'è Mowgli, il libro della giungla, amico mio. No, non lo voglio uccidere lo scimmiotto, mi è simpatico. Mowgli, amico mio. Quanto tempo che non ti vedevo? Esplora le rovine cinesi. Perfetto. Stai attento, amico mio, non mi infastidire che ti sparo un proiettile in testa, stai attento. Allora, vediamo di ricaricare immediatamente il nostro mitraglione. Perfetto. Vi ricordo che abbiamo la percezione superiore, l'infugo e ignifugo, ovvero sono due particolari siringhe utili al combattimento. Una permette di resistere ai danni e l'altra di percepire meglio i nemici e gli esplosivi. Oh, ehi, a chi vuoi fregare, amico mio? Un bel cobra reale, questo immediatamente a National Geographic Channel. Ottimo, vediamo di prendere il nostro bel fucilone per eliminarlo. Pericolosissimo questo, ragazzi. Crepa. Eliminato? Non sono sicuro che è morto, dannazione, non voglio neanche avvicinarmi. Qua c'è un bel teschio, anzi un bello scheletro. Sei morto, amico mio? Basta. Zaino pieno, dannazione. Non possiamo saccheggiare nulla. Attenzione ragazzi, qua a terra devo guardare immediatamente le rovine a terra perché potrebbe essere letale. Allora, vediamo un po', dobbiamo per forza scendere. Che cosa c'era di rosso qui intorno? Ehi, che cos'è questo, dannazione? C'è qualcosa di strano qua sotto. Vediamo un po'. Io non mi fido di entrare in acqua. C'è qualcosa ragazzi qua sotto. Io non mi voglio buttare in acqua e lasciarci le penne. Ci deve essere qualche cosa di strano. Che facciamo un bel tuffo proprio a... così, come possiamo dire, a occhi chiusi. Sperare che vada tutto bene. Attenzione. Oddio. Pronti? Via! Andiamo! Calma. Calma. Oh, 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 avevo visto bene. C'era un maledetto qua sotto. Un maledetto coccodrillo. Non possiamo saccheggiare perché abbiamo lo zaino pieno. Perfetto. Saliamo sopra. Ok, perfetto. Stiamo attenti. Non mi sono mai piaciute queste dannate grotte. Calma. Calma. Perfetto. Allora, cosa c'è qui intorno? Attenzione, esplora le rovine cinesi. Lo sto facendo, amico mio. Se evitate di mettere serpenti qua e là. Vediamo cosa c'è qui. Ok, Indiana Jason. Apriti, sesamo. Indiana Jason. Questa è bella, eh? Funziona! Ho visto che funziona. Vediamo. Allora, ci sono altri coccodrilli qui intorno. Oddio, vediamo un po' se abbiamo la stessa fortuna di prima di ritrovarlo. Dannazione, dobbiamo fare un altro bel tuffo fortunato come a prima. Via!
Ok, vediamo di procedere verso il basso, vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Oddio, meno male che abbiamo abbastanza fiato. Dove dobbiamo andare? Vediamo sulla destra cosa c'è. Niente di importante, vediamo di salire su, 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 su. Ottimo. Perfetto, procediamo. Mamma mia che belle queste rovine, però ancora non mi hanno fatto spaventare più di troppo. Quindi sembrano abbastanza belle, mi sono immerso proprio nei panni di Indiana Jones e questo mi piace. Attenzione, olè! Questa è una specie di zona alla Tomb Raider, me lo ricordo molto nei vecchi Tomb Raider, una specie di scenario simile a questo, dove si dovevano risolvere gli enigmi e tutto il resto. Vediamo di trovare la stanza del tesoro! Ah! Aiuto! Ah! Oddio, ci siamo fatti un volo di 100 metri, ragazzi. Vediamo di uscire. Non è niente sicuro qui in queste dannate rovine. Attenzione. Dovrò arrivare a quel bordo. Perfetto. 2 interruttori. Facile. Immagino. Trova la soluzione per arrivare alla stanza del tesoro. E qua arriviamo proprio nella zona enigmi. Che cos'è questa cosa qui? Vediamo un po'. Vediamo un po', forse possiamo aprire queste altre 2 strade. Vediamo un po' cosa c'è qui dietro. Ah, non è successo niente. Oh, avanti. Dannazione, ci deve essere un modo, una specie di marchingegno antico, un qualcosa molto ma molto segreto. Vediamo un po' se riusciamo a trovare il modo. Bene, questa potrebbe essere la via adatta per arrivare al piano di sopra. Attenzione, calma, possiamo scendere ancora L'asta sott'acqua? sembra marcia. L'asta sembra marcia, eh? Dannazione, vediamo un po' di stare attenti perché potrebbe crollare da un momento all'altro. Vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Vediamo. Perché sono illuminate queste aste qui davanti a noi? Vediamo un po'. Non mi viene in mente niente. Forse dobbiamo spararle. Vediamo. Immaginavo, perfetto. Vediamo un po' cosa succede adesso. Calma. L'acqua sale. Oh no, 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 no. L'acqua sale. Attenzione. Ah, perfetto! Tramite l'acqua che praticamente aumenta di qualche metro possiamo provare a raggiungere il nostro obiettivo. Vediamo un po' se è vero. Calma. Vediamo da questa parte. Forse possiamo trovare un bel appiglio qui. Diamo un'occhiata. Dannazione, ci deve essere qualche altra cosa. Ah, perfetto, forse ho capito, possiamo procedere da questa parte. Bene, 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 andiamo. Ecco, là ci sono altri marchingegni da far saltare in aria. Ottimo. Non è stato molto difficile trovare il marchingegno. Sì, dovrebbe. Ok, queste devono essere praticamente delle dighe o qualcosa del genere. Andiamo, ma mi ricordo che nei vecchi game d'avventura storica... Oh! Maledizione. Danna. Non è che moriamo qua soffocati. Allora, vediamo un po'. Ah, perfetto, possiamo procedere di qui. Nei vecchi giochi d'avventura storica era molto ma molto più difficile trovare delle soluzioni agli enigmi. Vediamo un po' cosa c'è qui. Mi sa che siamo intrappolati, ragazzi. Forse ho parlato troppo presto. Vediamo un po'. È caduto proprio il masso. Ah, forse da questa parte ce la facciamo. Ah, perfetto, non era molto difficile. Vediamo un po'. Ecco, adesso il livello dell'acqua è aumentato e possiamo procedere. Checkpoint addirittura raggiunto. Ottimo. Vediamo cosa c'è qui intorno. Ricarichiamo che potrebbe essere un'ottima idea. Bene. Avanti. Allora, vediamo cosa c'è qui intorno. Entra nella stanza del tesoro. Questo deve essere il tesoro. Vediamo se c'è il nostro bel pugnale. Sei quello che cerco. Altra parte della bussola. Merda. No, 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 sta finendo come nei soliti film di Indiana Jones, che ci ritroviamo dopo aver preso qualche cosa che ci crolla tutto addosso. Stiamo attenti. Raccogli la bussola, bene. Attenzione. Perfetto, qual è il prossimo obiettivo? Diamo un'occhiata. Trova un'uscita prima che crolli tutto. Immaginavo che stava crollando tutto. Vediamo di andarcene. Andiamocene via. Oddio mio. Procediamo di qui. Oh, ce la facciamo? Ok, calma. Calma. Calma, calma, calma. Procediamo. Forza, amico mio. Ah, devo tenerlo premuto. Bene, bene, bene. Stai attento. Non avere problemi. Speriamo che il nostro Jason non ha problemi di vertigini, altrimenti siamo fritti. Via di qui. Via. Oddio. Come fai a trovarmi sempre? Lo so, sei tipo pollicino ma con le briciole umane. Ti troverebbe anche Stevie Wonder. Basta annusare il sangue. Dai, vieni, forza, dammi la mano. Non ce l'ho il tuo pugnale, ok? No, Jason, non ci siamo. Io ti ho chiesto un semplice coltellino e tu ti riveli un povero incompetente. Sei troppo pigro per prendermelo. Troppo preso a giochicchiare. Beh, ok. Vorrà dire che farò il gioco della saponetta con Kit. Ho trovato solo questo anello. Scommetto che va sulla bussola.
Non so, provaci e vediamo. Questa roba è magica. Sono tutto un fremito, Jess. Ci vediamo. Tu sai dove devo andare, vero? No, ma so dove sei diretto. A quanto pare siamo riusciti a completare anche la nostra missione. Successo, giù e mo. Siamo riusciti a dar vita finalmente a una nuovissima missione. Il filone è il nuovo capitolo che affronteremo. A quanto pare il nostro Buck sta facendo un po' il difficile per rivelarci finalmente dove si ritrova il nostro caro amico, ovvero il suo ostaggio. Sono andato un attimino alla città di Badtown, sono riuscito a recuperare qualche soldino vendendo tutti gli oggetti che avevo nell'inventario, lasciandomi solo le piante più importanti in modo tale da creare le miscele per salvarci la vita. E potete vedere che ci ritroviamo a circa 1000 metri dal nostro Buck, che probabilmente si sarà insediato in una zona molto pericolosa, che possiamo raggiungerla magari tramite l'utilizzo di questo fiume. Sono riuscito a procurarmi una bella barca qui davanti a noi, forse era in compagnia dei, anzi era di proprietà dei pirati, però la possiamo prendere magari in prestito. Allora, vediamo un po', 730 metri il nostro obiettivo, i motori sono in acqua, perfetto, con questi due motoroni Suzuki di 700 cavalli l'uno ce la possiamo fare. Allora, vediamo un po'. La parte in cui andremo quest'oggi probabilmente non sarà visibile, visto che la torre radio che abbiamo scoperto la volta precedente non coprirà la zona, quindi dobbiamo stare molto attenti perché siamo in una zona non sorvegliata e potrebbero esserci incursioni pirate. Allora, deve essere il nostro amico al di sopra di quella bella montagna, che dobbiamo anche metterci gli scarponcini da roccia e scalare 200 metri di parete inclinata. Allora, vediamo un po' di approdare qui alla nostra sinistra, vediamo se troviamo un punto di ancoraggio per la nostra imbarcazione. Intanto a nord c'è una bella torre radio che può essere magari attivata, però sono molto curioso di vedere che cosa... Attenzione! Oddio! Di vedere cosa dice il nostro Buck. Stavo per arrivare al di sopra del molo, mamma mia. Allora, vediamo un po'. Perfetto, siamo a 142 metri dalla nostra posizione. Ci dobbiamo fare tutta questa bella salita con un mitraglione di 500 kg addosso. Ho visto che sono arrivato al massimo della capienza del portafogli e magari vedrò di ampliarlo nei video successivi, perché è necessario avere una quantità di oro abbastanza elevato in modo tale da acquistare eventuali armi più potenti, come per esempio il fucile di precisione, che potrebbe essere abbastanza utile soprattutto per la caccia agli squali, magari potrebbe essere addirittura migliore dell'arco. Allora, vediamo un po'. Il nostro bersaglio è a circa 150 metri, vediamo un po' di camminare sempre un pochino nella radura in modo tale da non essere intravisti, che è una specie di segheria questo posto, diamo un'occhiata, una specie di miniera probabilmente. Vediamo, attenzione, forse stiamo passando dalla parte sbagliata, meglio passare dal lato di sopra. Attenzione, vediamo che cosa avrà in mente il nostro Buck, intanto vediamo se c'è qualcosa da saccheggiare. Ah, dei dollaroni, ottimo, targa smaltata, ah, dannazione, ecco qua, potete vedere portafogli pieno, creane uno più grosso per portare ovviamente più monetine. Allora, questa è la miniera del nostro caro amico Buck. Vedremo un po' che cosa ha da dirci. Dov'è il pugnale, amico mio? Ne sai qualcosa? Ma che Tu, stronzetto, te la sei presa comoda, vero? Sai, inizio a pensare che non te ne freghi più niente. Ma Jess, tranquillo. Guarda Kit. Kit ormai piange tutto il giorno. È diventato un po' una lagna. Ma sta zitto! No, un'altra lezioncina di storia. Ancora? Ti ricordi Zenki? Con le sue navi alla ricerca di ricchezze per i Ming? Ricordi? Certo, signor Buck, me lo ricordo. Rispondi così. Se faccio una domanda, tu rispondi, ok? Beh, il vecchio Zenki aveva un capitano di nome Lin Kong. Lin Kong disertò con tutti i preziosi della Chaoyang. Belli, luccicanti, e si stabilì proprio qui. Schiavizzò gli autoctoni, ma Zenki... Oh, Zenki schiacciò il suo piccolo impero in pochi anni. Che sarà successo al tesoro? Ottima domanda, piccolo Jason, molto sveglio. Beh, il tesoro... Nessuno sa dove sia, non è più sulla nave. E quel bastardo di Lin Kong è sparito nel nulla. I cercatori di tesori non hanno mai smesso di cercarlo. E nemmeno i cazzo di giappi, ma nessuno sa dove sia. Quindi non perdere tempo. Forza. Vai. Ah, è nella miniera?
E probabilmente sì, a quanto pare siamo riusciti a individuare questo dannato pugnale. Allora, esplora le miniere per trovare il terzo pezzo di bussola che ci condurrà probabilmente al pugnale. Vedremo di affrontare la nostra avventura sotterranea, ragazzi, all'interno del prossimo gameplay, però vedremo un po' adesso di posizionare il nostro bel punto abilità che abbiamo preso nella missione precedente e magari assegnarlo immediatamente a forma smagliante, ovvero ottenere un'unità di salute aggiuntiva in modo tale da essere molto ma molto più competitivi in combattimento. Perfetto, spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto, magari un commento. Ciao a tutti ragazzi!